Ali Hassoun è un pittore di origini libanesi con formazione artistica italiana. Il tema più evidente fra quelli che emergono nella sua ricerca pittorica è relativo al viaggio, strumento per esplorare esperienze e visioni eterogenee. Così l'artista si fa interprete di culture diverse ma confrontabili, che convivono nello spazio perfettamente orchestrato delle sue tele coloratissime. Nelle sue composizioni il tutto è catturato in un gioco di citazioni colte e di rimandi indiretti tra figura e sfondo. Come è nata la voglia di far venire Ali Hassoun, che comunque è un artista molto particolare che si occupa di interculturalità. Io mi sono sempre fidato di Alberto Bartalini, poi di mio fratello Alberto che è architetto anche lui e hanno una conoscenza dell'arte sicuramente molto superiore alla mia. E poi quando mi sono state descritte le cose che faceva ho condiviso la scelta. Il suo stile non è pop, anche se vi fa riferimento. Non è surrealismo, ma impregnato di esso. Non è astratto, ma ingloba l'astrattismo e lo contamina negli sfondi. Si tratta di uno stile che è una convergenza di molte forme espressive e tempi diversi, come tanti fiumi che convergono in un unico mare. Questo concetto si riassume nell'espressione araba al-Muttasel al-Zamakani, che tradotto significa il continuum spazio-temporale.